AgriFlu, ma mi pare che sia stato un successo, sbaglio? È stato un successo davvero. Dalle prime stime, insomma, stiamo ancora cercando di fare delle valutazioni, ma dalle prime stime sono circa 2500 le persone che in queste 2 giornate e mezza sono venute a trovarci, e circa 1500 i pasti che sono stati, di piatti tipici che sono stati distribuiti. Ecco, un successo perché per molte ragioni, perché questa manifestazione è stata una manifestazione che ha messo insieme le conferenze tecniche, che ha messo insieme la tradizione, la cultura, i laboratori per i più piccoli, la vendita di prodotti tipici, e che ha visto davvero tutte le realtà collaborare insieme, associazioni, esercenti, produttori agricoli, che hanno anche messo a disposizione questa bella esposizione di macchine agricole. Davvero io per il successo di questa prima edizione devo ringraziare non soltanto e ovviamente Regione Friuli Venezia Giulia, Sviluppo e Territorio, Camera di Commercio di Udine e Pordenone, Grimel, Anmil e Ascom Confcommercio come partner principali, ma devo davvero ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito a questo successo, e devo ringraziare tutti i volontari perché, come sa il direttore, senza i volontari che dirigono il traffico, controllano che tutto sia in ordine, si fa ben poco. Questo successo ci dà l'entusiasmo per ragionare di un'edizione futura del 2024 sicuramente più ricca. Grazie Sindaco.